Categoria CD, una delle corse più belle del pomeriggio, sono 10 concorrenti sul miglio: Christopher Jet, Bujumbura, Corina Jet, Brigitte Rock, Volnik Ducras, Cosmo Spritz in prima fila, Tic DL, Breeding Demi, Bluff dei Greppi, Can dei Greppi in seconda. I favori in chiusura sono per Cosmo Spritz in una corsa apertissima, macchina che accelera, con Cosmo Spritz velocissimo che cerca di superare Brigitte Rock. Cosmo Spritz in 100 metri in vantaggio, sbaglia invece Brigitte Rock. Cosmo Spritz Numero prende 4, subito Brigitte vantaggio. Rock, squalificato. Seconda posizione c'è Corina Jet, mentre all'esterno Volnik Ducras. Vediamo i primi 200 completati in 13,9, ma continua a macinare andatura. Velocissima il leader che completa un quarto in 28,7. Nonostante abbia cercato di moderare, 14,8 comunque il secondo parziale, ed ha una trentina di metri di margine sugli immediati inseguitori, capeggiati da Corina Jet, poi Christopher Jet, all'esterno Volnik Ducras, impegnati in un compito molto arduo, 44 per i 600. Indietro c'è quarta posizione lungo la corda a Tic DL, al largo anche Bluff dei Greppi, seguito da Can dei Greppi. Intanto 58,9 per i primi 800 metri di gara. È quasi inalterato il vantaggio di Cosmo Spritz, che l'ha messa sul ritmo e ora arriva al chilometro, completandolo in 1:13,9. Volnik Ducras in difficoltà a 500 dalla conclusione, mentre Cosmo Spritz si mantiene in vantaggio. Corina Jet in seconda posizione, cerca di progredire intanto Bluff dei Greppi. Bluff dei Greppi in poche battute si porta su Cosmo Spritz, che è in difficoltà. Completamento della piegata con Bluff dei Greppi in vantaggio. Entra Numero in testa 10, Can dei Greppi, e squalificato. viene attaccato a fondo però da Christopher Jet, che nel finale passa per vincere nei confronti di Atik DL, mentre lungo la corda Breeding Demi coglie la terza piazza piegando Corina Jet. 1:14,3, 30 a chiudere dopo essere andato via tutta. Cosmo Spritz, come gli succede qualche volta, tende a sfermarsi in retta d'arrivo, e qui l'ha fatto anche un po' prima. Buon gioco ha avuto Christopher Jet, che ha vinto molto molto bene. Secondo posto per Atik DL, al terzo Breeding Demi, 1:7,8 dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della sesta corsa. Il successo quindi per Christopher Jet. Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata in sediolo per conto del team Gocciadoro e del signor Leonardo Cecchi.